La stazione non fa fermata, ma passando oltre c'è Borgo Simoi, con le case quasi tutte restaurate e con i camini che sembrano maschere immobili ma guardinghe. Più sotto, il Lago Morto. È meta di bagnanti e di famiglie. È luogo ideale per giornate in tranquillità. Alcune foto mostrano come era la zona negli anni 30. Oggi dall'alto è un grande catino con attorno le case di Borgo Fadalto Basso e Borgo Piccin. La chiesa di San Rocco, festeggiato a Ferragosto, è nel Borgo Fadalto Basso. Altre vecchie foto documentano momenti di vita quotidiana attorno all'osteria, che oggi non c'è più. Ciclisti in transito ci riportano al presente, rivelando che Valla Pisina è anche un sentiero sterrato e quasi nascosto di 13 chilometri che parte da Vittorio Veneto e sale fin quassù, costeggiando altre mete. Siamo arrivati a Vittorio Veneto. Il primo lago che si trova è quello del Restello, poi si sale, si va giù dove c'è la centrale dell'Enel, si costeggia il lago, si arriva al Pian di Nove. Arrivati al Pian di Nove, 50 metri sulla sinistra, ci siamo, si arriva qui al Lago Morto che si costeggia la parte sinistra, si fa il giro e adesso si rientra dall'altra parte. Si arriva qui dove c'è praticamente la spiaggetta dove prendono il sole. Chi va in bicicletta disegna oggi un percorso antico che si snoda lungo una linea immaginaria disegnata dall'acqua. Nei pressi dei bacini idrici sono state costruite centrali elettriche. Sono presenze stabili, appartengono al paesaggio. Uno degli elementi che caratterizzano la nostra valle è sicuramente l'acqua. Questa è presente infatti in diverse sorgenti di acqua potabile che vanno ad alimentare gli acquedotti in loco e anche di paesi in fondovalle. I bacini diversi sono ubicati ad altimetrie diverse. Data la morfologia della valle, questo ha consentito l'utilizzo della potenzialità dell'acqua per la produzione di energia elettrica. Nel 1913 fu creata la centrale di Basso Fadalto, nel 1914 quella di San Floriano. In tempi successivi le centrali furono ammodernate, furono ampliate, ne furono fatte altre affiancate a quelle esistenti. Il tutto comportò un notevole incremento di produzione di energia elettrica. Tutti questi lavori hanno comportato un impiego notevole di manodopera, maestranze locali e anche da gente che veniva da fuori. La conduzione poi stessa delle centrali ha determinato l'impiego di manodopera locale e permetteva l'occupazione di diverse decine di residenti.